In Veneto nei primi 10 mesi del 2014 sono stati spesi per videolottery e slot machine 3 miliardi e 300 milioni di euro con una spesa pro capite di 670 euro. Il gioco d'azzardo patologico, che in Italia coinvolge circa 800.000 soggetti, fa segnare proprio nel nord-est il suo record di penetrazione, registrando il 38% dei giocatori a rischio di dipendenza. Il Veneto è a oggi una delle poche regioni senza una legge regionale di riferimento e contrasto, nonostante sia stata la primissima ad aver registrato proposte legislative in merito. Ora, quelle proposte sono state trasformate in un testo unico. A sostenere l'iniziativa una task force trasversale di consiglieri regionali che lanciano un messaggio politico chiaro a Zaia e Leonardo Padrin, presidente della Commissione Sanità. I tempi utili per il processo di esame, istruttoria e approvazione ci sono. Fare presto quindi per dare alla regione una legge civile. Già abbiamo due nemici, lo Stato che ogni anno si fa una finanziaria in materia di gioco d'azzardo e il proliferare del gioco d'azzardo illegale. Dobbiamo subito intervenire per sensibilizzare l'opinione pubblica e prevenire il disagio del gioco d'azzardo. Viene continuamente rinviato, chiediamo che venga immediatamente discusso e approvato. Si parla di un giro di 90-100 miliardi di euro, un costo per le famiglie di 1.260 euro per cittadino dal neonato al centenario compreso. È necessario intervenire, dare ruolo ai comuni, dare ruolo alle ULSS, dare ruolo giusto alla regione, premiare chi non mette le slot machine all'interno degli esercizi. Questo è la legge e questo vogliamo venga assolutamente diventi una priorità per il Veneto.